Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Molte le notizie di cronaca delle quali vi renderemo conto nel corso di questa prima edizione, ma cominciamo subito con una notizia che ci arriva da Mestre, dove stamattina all'alba la polizia ha messo in atto un blitz in un'area di Corso del Popolo. Ci racconta tutto, lo vedo collegato in diretta da Mestre, il nostro Filippo Fois. Buongiorno Filippo, a te. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea proprio da Corso del Popolo, siamo all'incrocio con Via Roma, di fronte a noi c'è il liceo Franchetti e a poche centinaia di metri da qui peraltro è anche il luogo in cui era stato accoltellato a morte Giacomo Gobbato questo autunno, e alle nostre spalle, intanto vi presento anche l'assessore alla sicurezza del Comune di Venezia Elisabetta Pesce, alle nostre spalle c'è il condominio che è stato oggetto di questo massiccio controllo da parte della polizia. Che cosa è successo, assessore? Sì, questa mattina alle 5 sono intervenute le forze dell'ordine e la questura assieme alla Guardia di Finanza e alla polizia locale per fare un controllo massivo all'interno di questi appartamenti. Questa azione è scaturita dalle segnalazioni fatte dall'amministrazione di condominio e da alcuni residenti qualche mese fa. Posso dire che qualche settimana fa, poco più di un mese fa, la polizia locale era intervenuta in alcuni appartamenti dove si fa locazioni ed erano stati sanzionati per sovraffollamento. Sembra che siano stati riscontrati dei sovraffollamenti, adesso le indagini sono in corso da parte della questura. Ecco, questo è un problema di cui si parla molto a Mestre, vale a dire dei condomini nei quali gli appartamenti sono occupati magari anche da 12 persone alla volta. Chiaramente questo non è permesso dalle leggi italiane, si tratta di subaffitti che rendono tra l'altro, oltre a non essere permesso per legge, la convivenza molto difficile in questi luoghi. Sì, soprattutto per chi risiede qui da tanto tempo, quindi mestrini. È una questione ostica che si sta controllando, e l'azione che è stata fatta questa mattina in risposta proprio a delle segnalazioni per iscritto ne è la dimostrazione. Ecco, queste persone, c'è da dire, sono spesso di immigrazione extraeuropea, lavorano magari nella cantieristica che è poco distante da qui in Porto Marghera, oppure nel settore turistico, magari nei ristoranti o negli alberghi. Chiaramente gli stipendi sono quelli che sono e per sbarcare il lunario vivono tutti assieme in questi appartamenti. Poi dietro c'è anche tutta una storia, qualcuno direbbe di sfruttamento di questi lavoratori da parte di alcune comunità. Noi chiaramente ci teniamo, poi attendiamo il responso che ci arriverà dalla questura. Sì, noi qui a centinaio di metri abbiamo la Fincantieri. Fincantieri ha un altissimo numero di persone, soprattutto del Bangladesh, e certo cercano alloggi nelle vicinanze, non essendo dotati la maggior parte di auto, e quindi si muovono in bicicletta. Però vanno rispettate le regole, va rispettata la convivenza a tutela, insomma, di tutti. Certo, noi naturalmente continueremo ad aggiornarvi su quelli che saranno i risultati di questo blitz. Probabilmente anche c'erano delle persone che non erano in regola col permesso di soggiorno qui nel nostro paese, ma insomma per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo alle prossime edizioni del nostro telegiornale. A te la linea, Marta. Grazie Filippo, a te, all'assessore, e per la parte tecnica a Sandro Ponchio. Noi continuiamo con la cronaca, con una notizia che ci arriva da Verona, dove un rapinatore è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo essersi gettato in un canale nel corso di un inseguimento seguito ad un tentativo di sfondamento della vetrina di una gioielleria. L'episodio è avvenuto la scorsa notte nella zona dello stadio Bentegodi. Secondo una prima ricostruzione, intorno a mezzanotte i rapinatori, forse 3 in tutto, hanno cercato di sfondare la saracinesca della gioielleria a bordo di un'auto bianca. Senza riuscirci, poi nel tentativo l'hanno rotta con un estintore. Visto appunto il tentativo di fallito, i malviventi si sono dati alla fuga in auto, inseguiti da polizia e carabinieri. Uno di loro è scappato a piedi e si è lanciato nel canale Camuzzoni, che scorre poco vicino, ma è stato portato via
dalle acque. È stato recuperato dai vigili del fuoco ed è ricoverato in gravi condizioni. Il colpo era rimasto incastrato in alcune griglie. Rianimato sul posto dagli operatori del SUEM 118, è stato trasportato in ospedale. Ed un'altra fuga di ladri ci porta nel Trevigiano, dove un malvivente si è arrampicato sul tetto, è entrato in casa. I vicini dell'uomo che stava per essere derubato l'hanno visto e l'hanno inseguito. Un 34enne albanese è stato arrestato dai carabinieri. Immortalato dalle telecamere di videosorveglianza mentre si trova sul tetto nel tentativo di fuggire. Il 34enne di origini albanesi ha appena messo a segno un furto in un'abitazione in via Primo Maggio a Varago di Maserada. L'uomo è stato visto dai vicini di casa che lo hanno inseguito ed hanno fornito ai carabinieri indicazioni importanti per poterlo localizzare. Il 34enne, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato fermato a qualche centinaio di metri dal luogo del colpo ed arrestato dai carabinieri. Si era introdotto nella villetta sportando diversi monili in oro. I proprietari si sono accorti della presenza del ladro grazie al cellulare collegato al sistema d'allarme ed avevano immediatamente allertato il 112. Poi il resto lo hanno fatto i vicini di casa che lo hanno inseguito. Il ladro, oltre a refurtiva, è stato trovato in possesso di passamontagna, torcia spray urticante ed arnesi da scasso. Convalidato l'arresto, è stato disposto il trasferimento nel carcere di Treviso. Si tratta dello stesso ladro che nel corso della serata aveva tentato di introdursi, senza riuscirvi, in altre abitazioni della via. Ed ora con la cronaca andiamo a Bassano del Grappa. Vedo che si è collegato ora Mirko Cavallin per un pauroso incendio divampato ieri sera in un condominio, in una palazzina. A te Mirko, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, con me c'è il presidente del quartiere San Vito, siamo nella zona est di Bassano. Ieri intorno alle 13:30 a quanto pare le fiamme sono divampate dal surriscaldamento di una canna fumaria, quella che voi vedete più alla destra della palazzina, inquadrata dalla telecamera di Alessandro Costacurta. 8 famiglie evacuate, fortunatamente nessun ferito perché chi era dentro è riuscito, avvisato anche dai vicini, a uscire in tempo. Presidente, qual è la situazione? La situazione, ci sono 8 famiglie fuori di casa per i prossimi mesi. Questa mattina assieme ai vigili del fuoco hanno fatto ingresso presso le proprie abitazioni per prendere le cose di prima necessità. Tutto quello che potevano ovviamente prendere. C'è molta preoccupazione perché ieri pomeriggio e nella sera tutti i residenti del quartiere ovviamente sono stati attirati da questo fatto. C'era un bel afflusso di persone, di curiosi più che altro. Esatto, i curiosi che per fortuna però non hanno infastidito. 8 mezzi dei vigili del fuoco arrivati da tutta la provincia e anche da Cittadella. Abbiamo raccolto proprio pochi minuti dopo lo scoppio delle fiamme un paio di testimonianze dei residenti, le possiamo sentire. Ci racconta cosa ha visto? Sì, buongiorno, io stavo uscendo di casa alle 1:30, mi alzo un attimo, vedo un fumo alzarsi, mi fermo, si ferma un altro abitante qua della zona che chiamiamo subito i pompieri. Lui ha chiamato, sono arrivati anche in tempo perché sono stati velocissimi, poi il fuoco ha cominciato ad andare avanti e abbiamo visto quello che c'è. Conosce qualcuno di chi abita lì? No, purtroppo no. So che sono dei ragazzi giovani con bambini piccoli anche, mi sembra. Ho visto il camino che fumava e ho visto che c'era qualcosa che non andava e poi abbiamo visto il resto che stiamo guardando tutti da 2 ore. Conosce persone che abitano lì? Che persone sono? Vista sì, però. Giovani, anziani? No, più che anziani, giovani, e qualche anziano abita sotto. Tutto questo complesso di palazzine, Presidente, ha una ventina d'anni, quindi non ci si aspetterebbe da edifici sostanzialmente nuovi un problema di questo genere. Questo proprio non si aspettava proprio. Io abito proprio a 20 metri da questi edifici e non è mai successo nulla in 20 anni.
Però un fatto che anche l'altro giorno un altro edificio a Bassano ha preso fuoco a quanto pare per gli stessi motivi, quindi facciamo un invito a fare le manutenzioni dovute, perché questi casi purtroppo si stanno ripetendo. A tutti i residenti del comune di Bassano, ma in particolare San Vito, invito a fare la manutenzione ordinaria, perché può succedere a chiunque che c'ha un tetto in legno, queste cose qua. A quanto ci hanno riferito alcuni tecnici, le fiamme poi si sono propagate velocemente perché questo edificio ha il tetto ventilato e quindi le fiamme sono propagate. Gli isolanti in plastica poi hanno preso fuoco velocemente. Le famiglie sono però sistemate temporaneamente da parenti? Sono tutte sistemate da parenti e come quartiere abbiamo allestito un gazebo all'interno dell'area e abbiamo provveduto a dare anche un po' di tè caldo agli operatori di Vigili del Fuoco. Vigili del Fuoco che hanno concluso le operazioni solamente questa mattina alle 10:30, quindi dopo 20 ore di intervento. Ringrazio il presidente del quartiere San Vito, Franco Antonello, Alessandro Costacuta per la parte tecnica. Da Bassano è tutto, a voi la linea. Grazie a Mirko Cavallin, buon lavoro naturalmente ai colleghi di Bassano del Grappa. Noi continuiamo con la cronaca, siamo a Castelfranco Veneto, hanno strappato una collanina in oro ad un giovane di 19 anni, accaduto nel corso di una serata durante la quale era previsto un concerto del rapper Tony Boy all'interno di un locale di Castelfranco. Appunto, immediato l'intervento dei carabinieri, 2 giovani stranieri di 24 e 25 anni, entrambi con precedenti specifici, sono stati arrestati per furto con strappola, refurtiva restituita alla vittima. Era appunto in corso sabato notte un controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto, che oltre a questo intervento ha portato anche all'identificazione di 157 persone a bordo di 69 veicoli, la maggior parte giovani utenti delle zone di aggregazione del centro cittadino, 20 carabinieri impegnati in questo servizio di controllo straordinario del territorio. Incidente questa mattina in autostrada A4, un tamponamento è accaduto tra Montebello Vicentino e San Bonifacio, tamponamento tra 2 camion, ferito un autista. Vigili del fuoco intervenuti stanotte in autostrada A4 tra gli svincoli di Montebello e San Bonifacio in direzione Milano per un tamponamento tra 2 mezzi pesanti. Un autista è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente, mentre l'autista è riuscito con l'aiuto di altre persone a venire fuori dalla cabina di guida ed è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito in ospedale. A causa del tamponamento la carreggiata è stata invasa dal carico di uno dei mezzi e il traffico autostradale è rimasto completamente bloccato. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario di autostrade che hanno operato con i vigili del fuoco fino alle 2. Ed un altro incidente in autostrada A4, questa volta siamo nel tratto tra Cessalto e San Donà di Piave, si è verificato questa mattina, tamponamento tra 2 mezzi pesanti, distrutta la cabina del camion, davvero miracolato l'autista che ha riportato solo lievi ferite. Sono stati attimi di paura quelli vissuti dai passeggeri di un bus che ieri pomeriggio a San Biagio di Callalta è uscito di strada finendo in un fossato. Vediamo. Cosa può essere successo? Non ha tenuto la curva, forse il bagnato, la velocità, non lo saprei. Non sembrava neanche tanto veloce. Noi stavamo andando tranquillamente con l'autobus e dopo abbiamo sentito un tonfo che era tipo, si era piegato in diagonale, tipo l'autobus, ed era caduto. Perché forse andava troppo velocemente sulla curva. Il bilancio alla fine è di un grande spavento e si tira un sospiro di sollievo per lo schianto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, perché sul pullman a TVO della linea 27 che percorreva la tratta Treviso-San Donà di Piave, oltre al personale di bordo c'erano 50 passeggeri, molti dei quali studenti del Duca degli Abruzzi e del Ricati di rientro verso casa. Lo schianto alle 12:30 circa, l'autista
L'autista, una donna di 45 anni, improvvisamente perde il controllo del mezzo che esce di strada e si ribalta su un fianco dentro un fossato nella curva di via Gorizia Nerbona di San Biagio di Callalta. Momenti di panico iniziale tra i passeggeri mentre scatta l'allarme. Quando mi sono resa conto del botto ho guardato un po' in giro e ho detto cavolo, siamo cascati in un fosso. Avete chiamato i familiari perché vi vengano a prendere? Sì, alla fine potevamo farli stare tranquilli visto che stiamo tutti bene, nessuno si è fatto male per fortuna. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e l'equipaggio di primo soccorso di Treviso Emergenza. Non si esclude, secondo i primi accertamenti, che l'autista possa aver perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale bagnato. Perché vede la curva, abbiamo superato la curva di Montò, insomma non è che proprio è stata la curva che ci ha, a un certo punto sono perso l'aderenza e io al momento non ero neanche tanto attento perché stavo facendo un'altra cosa e quando me ne sono accorto ho detto di correggere ma era già troppo tardi e poi mi è scivolato giù. Intrappolati dentro alla corriera sono riusciti ad uscire rompendo la finestra laterale usando il martelletto di sicurezza per mettersi in salvo. Nessun ferito per fortuna, tutti illesi. L'autista come sta? L'autista adesso sta deponendo, è un po' chiaramente turbata ma insomma poi è comprensibile. I rilievi dell'incidente effettuati dai carabinieri della compagnia di Treviso dovranno chiarire il motivo della fuoriuscita del mezzo. Oggi 11 febbraio la Chiesa celebra la 33esima giornata mondiale del malato, istituita nel 92 da Papa Giovanni Paolo II. A Treviso il vescovo Monsignor Michele Tomasi presiederà oggi pomeriggio la celebrazione eucaristica nel santuario di Madonna Granda di Santa Maria Maggiore. Proprio il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, abbiamo in collegamento e lo ringrazio per essere con noi. Buongiorno Eccellenza. Buongiorno, grazie dell'invito, grazie mille. Ecco, in occasione di questa giornata del malato, proprio ieri Papa Francesco ha diffuso 2 post sui social richiamando la vicinanza e la compassione di Dio anche nell'infermità. E questo, Vescovo Tomasi, è un tema che le sta particolarmente a cuore, che ha sottolineato più volte. Beh, sicuramente è un tema cruciale perché quando tocchiamo il limite delle nostre fragilità e della nostra debolezza umana che abbiamo più bisogno, ci sentiamo forse più soli, più deboli, più spauriti e lì c'è tutta la forza del conforto che la fede nel Cristo risorto ci può dare, tutta la forza che ci può dare anche la vicinanza di tante persone che nella prova ci stanno accanto, ci aiutano, ci sostengono, ci curano e questo è fondamentale per tutti. Abbiamo bisogno di sapere che non siamo soli. Ecco, quest'anno tra l'altro questa giornata viene vissuta anche in maniera speciale perché siamo all'interno del Giubileo della Speranza, come ha sottolineato, no, lo stesso Papa Francesco nel suo messaggio intitolato La speranza non delude, insomma l'abbiamo messo anche nel nostro titolo e ci rende forti nella tribolazione. Sì, e questo è un momento importante proprio perché nella prova le persone hanno bisogno di una parola e di una presenza vera, autentica, non di illusioni. Hanno bisogno di cure, hanno bisogno di mantenere la speranza di guarire, di avere attorno a sé persone che aiutano e che sostengono, persone amiche. Papa Francesco dice a tutti, agli ammalati, ma a tutti gli operatori del mondo della sanità, ai volontari, ai medici, agli infermieri, che insieme hanno un ruolo molto, molto importante, di essere paladini della dignità umana e messaggeri di speranza. Camminare insieme significa costruire una società in cui ci prendiamo davvero cura degli altri, una società che non lascia indietro nessuno. Ho chiesto anch'io all'inizio del Giubileo la cosa semplice,
di andare a trovare Cristo che ci aspetta negli ammalati, nei soli, negli abbandonati. In quell'incontro tutti quanti tornano alla sorgente originaria del bene e della speranza. Ecco, Eccellenza, lei accennava quindi non solo ai malati ma anche a tutte le persone che di loro si prendono cura. Chi assiste un malato è un angelo della speranza, si è detto, no, proprio in queste ore, quindi un messaggio particolare in questa giornata anche a tutti i caregiver, al personale sanitario, negli ospedali, nelle RSA e poi appunto in tutte le case, coloro che giorno per giorno si prendono cura di persone malate, di persone che stanno male, di anziani. Sì, sono persone preziosissime e ogni piccolo sforzo è un dono di un valore infinito. Sono persone che aiutano altre persone, sono persone che poi aiutano la comunità intera a prendersi cura, perché è un compito di tutti, è l'attenzione, è la richiesta di informazione nel vicinato, è il mandare un augurio, è il pregare gli uni per gli altri e poi anche il grazie ad un sistema politico-amministrativo che in Italia ha sempre voluto un servizio universale di assistenza sanitaria. È un dono grande che abbiamo, dobbiamo veramente considerarne il valore e dobbiamo impegnarci per quanto possibile a tutti di mantenere questo sistema che è un sistema di civiltà. E senz'altro, forse ultimamente ce ne siamo anche dimenticati, no? Eccellenza, lei l'ha sottolineato qualche settimana fa quando ha celebrato la messa all'interno dell'ospedale Cafoncello, proprio questo messaggio rivolto in particolare anche a tutto il personale sanitario, medici, infermieri, OS che si occupano appunto delle persone malate e che da eroi dell'epoca Covid poi ora sono costretti anche a subire spesso addirittura delle violenze verbali, talvolta anche fisiche. Sì, è una delle assurdità di questo nostro mondo così frenetico e così arrabbiato. Purtroppo la rabbia e il risentimento sono tra le tonalità più diffuse tra tutti, ma è uno dei grandi paradossi che le persone che si prendono cura, che vorremmo che potessero lavorare con tranquillità a servizio nostro e dei nostri cari, debbano avere anche paura di essere aggrediti o di essere offesi, feriti, colpiti durante il loro lavoro. Ecco, in questo dobbiamo veramente darci complessivamente una regolata. Il Giubileo chiede anche che gestiamo i nostri tempi, le nostre relazioni, le nostre modalità di vita in una maniera più degna della dignità umana. Se ci riconosciamo davvero concittadini prima, fratelli, sorelle, compagni di viaggio in questa vita, la vita diventa migliore, più facile e più bella per tutti davvero. E quindi è davvero una riflessione che lei sollecita, Monsignor Tommasi, a tutti noi in questa giornata, quindi un pensiero alle persone che soffrono, ma anche una riflessione interiore, no? per tutti noi, su come ci comportiamo e su come affrontiamo determinate tematiche. Sì, è veramente un'occasione preziosa. Guardando il mondo con gli occhi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che più soffrono, che più sono deboli e fragili, a rivedere tutto il nostro sistema di vita, perché può capitare rapidamente che tocchi a noi, ma anche perché proprio come ci prendiamo cura dei più fragili ci mostra quanto significato diamo alle cose importanti della vita. Pensare solamente a se stessi, senza considerare la collettività e il bene comune è una fragilità grande e grave del nostro tempo. Lo vediamo in tanti campi e in tante manifestazioni. Dobbiamo riflettere sul senso della nostra vita, su cosa veramente ha significato e cosa ha valore. Forse dovremmo tutti rallentare un po'.
E questo senz'altro è importante. Per chiudere, so che ha molti impegni in questa giornata, insomma, densa di appuntamenti, e la ringrazio per aver trovato questi minuti per noi. Dicevamo che oggi pomeriggio lei celebrerà la messa nella chiesa di Madonna Granda. Ovviamente magari soprattutto le persone che soffrono, le persone malate non potranno essere presenti. Vuole anticipare 2 parole del messaggio che lei lancerà oggi pomeriggio, Eccellenza? Il messaggio è l'affidamento grande a Dio, a Gesù Cristo e a Maria. Maria che ci porta a Cristo. Lei, donna che si è fidata in tutte le situazioni della sua vita, anche le più dolorose, della parola di Dio e della presenza del suo figlio, ci aiuta a vivere a momenti e atteggiamenti di vera compassione, di vera amicizia, di vera cura reciproca gli uni degli altri. E nel momento in cui non ci chiudiamo e diamo almeno una possibilità, almeno una piccola possibilità alla speranza di sorgere in noi, troveremo attorno tante persone che ci sono amiche, che ci aiutano e che ci testimoniano che la vita è più forte. Sì, davvero, la vita è più forte anche della morte. Grazie Eccellenza, la ringraziamo davvero per questo messaggio di speranza in occasione della giornata mondiale del malato. Grazie ancora al Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi. Grazie anche a tutti i telespettatori e soprattutto a quelli ammalati che vi guardano e che con voi trovano una presenza amica, una finestra sul mondo, una parola di conforto. Grazie, grazie. Ancora a lei, grazie ancora. Noi ora cambiamo argomento, andiamo a Padova, torniamo a parlare della questione zona rossa. Vedo che abbiamo in collegamento la nostra Valentina Visentin. Questione zona rossa con le dichiarazioni del sindaco di Padova Sergio Giordani, che interviene appunto sull'incremento di multe ai senza tetto nell'area della stazione. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova. L'istituzione della zona rossa ha comportato ovviamente maggiori controlli e nella rete dei controlli ci sono state un incremento di multe nei confronti di alcuni senza tetto che stazionano qui proprio davanti all'area della stazione, che è il cuore della zona rossa di Padova. Episodi che ovviamente hanno riacceso la polemica sulla zona rossa, e per smorzare e invitare tutti ad una riflessione, ad usare maggiore umanità nel trattare storie di marginalità come quelle delle donne che sono state multate, ci ha pensato il sindaco Sergio Giordani, che ieri sera in una nota ha appunto dichiarato questo. I fenomeni di marginalità estrema vanno gestiti con grande umanità, con attenzione alla cura della dignità delle persone e con percorsi di accompagnamento virtuosi. Quanto accaduto non ha colpevoli o responsabili da ricercare, ma semmai mi fa capire come tutte e tutti dobbiamo entrare in un sempre maggiore coordinamento, dove io per primo dico a me stesso che possiamo e dobbiamo fare di più per tutti assieme. Non ci devono essere guerre tra poveri, ha ribadito il sindaco Sergio Giordani. Qui con me c'è la consigliera comunale Marta Nalin di Coalizione Civica, che nel precedente mandato è stata anche assessore al sociale, quindi ha ben chiaro quali sono le storie che si trovano anche qui in stazione, e da sempre Coalizione Civica ha manifestato molte perplessità e dubbi sulla istituzione della zona rossa qui a Padova. Sì, come Coalizione Civica per Padova noi abbiamo sempre detto che siamo contrarie a questo approccio, un approccio securitario, un approccio che esclude e che non risolve davvero il problema. Noi invece crediamo che la realtà debba essere affrontata attraverso progetti concreti, sono quelli che sono stati messi in campo anche dal Comune in coordinamento con le tante realtà che operano in questa area come in tante altre aree della città. Il Comune di Padova ha un bilancio sociale molto alto, si aggira intorno ai 40 milioni, ha ottenuto tutti i finanziamenti del PNRR proprio rivolti all'inclusione sociale e al contrasto alla povertà. Per noi questa è la direzione giusta, fatta
atti concreti che aiutino le persone a uscire da una situazione di fragilità e di difficoltà, e non invece approccio escludente che sposta le persone e quindi in qualche modo aumenta la percezione di insicurezza, perché poi queste persone dalla zona rossa da qualche parte devono andare, quindi potrebbero andare da altre parti, e noi non vogliamo che si moltiplichino le zone rosse in città e non vogliamo che Padova venga raccontata come una città insicura. Vogliamo che invece Padova sia ricordata come quello che è, cioè una città inclusiva. Ringraziamo Marta Nalin per essere stata con noi. Io restituisco la linea allo studio e prima vi lascio alle dichiarazioni, sempre in tema di zona rossa, fatte dal governatore del Veneto Luca Zaia e dal segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella. Linea allo studio. Penso che le zone rosse debbano essere fatte per curare la fase acuta, non è che possono diventare aree rosse, perché sennò passiamo al coprifuoco dopo, no? Uno strumento di cura straordinario e non permanente, così per il presidente Luca Zaia vanno intese le zone rosse che stanno spuntando nelle principali città del Veneto. Già operativa a Padova, in stazione, a Venezia saranno istituite in vista del Carnevale, annunciate invece a Treviso ma anche a Jesolo come antidoto alla movida selvaggia estiva. A Vicenza serviranno per evitare scontri tra tifoserie nel derby in casa contro il Padova, programmato per domenica 16. Zone rosse che secondo il governatore non devono diventare la norma, così come i fenomeni che vorrebbero limitare. L'unico aspetto è che mi preoccupa è l'omologazione che ha questo paese, no? Ci stiamo omologando ormai a tanti disagi, no? A tante illegalità. Senti, io non condivido il fatto che ogni volta che si parla di baby gang si parli di disagio giovanile. Insomma, attenzione, dice Zaia, a confondere disagio giovanile e le cosiddette baby gang. Dobbiamo difendere i ragazzi. I ragazzi oggi sono penalizzati da queste immagini che sembra che 4 scatenati che mettono a ferro e fuoco a volte delle vie delle città siano i giovani, ma questi non sono i giovani, questi sono una parte infinitesimale di quello che è la gioventù. Penso che questi siano assolutamente degli delinquenti, punto. E ci vuole pugno di ferro. Questione di leggi e repressione, quindi, mentre dal Partito Democratico si chiede un approccio diverso, non solo securitario. Io penso che la zona rossa in sé non sia risolutiva e anzi rischi di essere un palliativo rispetto a delle politiche invece che dovrebbero essere più efficaci. È una risposta quindi sostanzialmente debole. Si rischia di non affrontare globalmente il problema, magari ci si concentra in una determinata area, ma se non intervieni diciamo a monte i problemi non sono risolti. A proposito di zone rosse, il prefetto di Venezia in occasione dell'estate ha pensato appunto ad istituirle per le località balneari. Il sindaco di Jesolo è un contributo alla sicurezza. Zone rosse anche a Jesolo. Il prefetto di Venezia, accennando alla sperimentazione già in corso a Venezia, ne ha ipotizzato l'introduzione anche nelle località di mare per arginare le derive della movida o gli episodi di violenza e spaccio ormai sempre più frequenti. La notizia è stata colta favorevolmente dal sindaco di Jesolo. Noi pensiamo già alla zona prettamente più destinata alla movida, quindi la zona di Piazza Mazzini, Piazza Aurora, dove vogliamo consolidare un lavoro di allontanamento e di prevenzione nei confronti di quei soggetti che vengono a Jesolo non per divertirsi ma per fare confusione o addirittura per commettere dei reati. Questo tipo di personaggi non li vogliamo a Jesolo e quindi questo strumento può dare alle forze dell'ordine la possibilità di allontanare proprio i soggetti più pericolosi. È un'ulteriore novità che consolida un lavoro importante che abbiamo fatto in questi anni proprio su questo fronte e quindi accogliamo positivamente sia la volontà del prefetto e anche questa novità da parte del Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda Venezia, se questa fase sperimentale che inizierà il 14 febbraio funzionerà, la zona rossa si estenderà anche ad altri eventi di rilievo come l'apertura della Biennale d'Architettura. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Treviso con la nostra Anna De Roberto, che vedo in collegamento, per tornare a parlare della questione che sta suscitando non poca apprensione nei comuni trevigiani, ma non solo, relativa ad una sentenza che è stata emessa e che obbliga un comune ad integrare la retta di un'anziana che si trova appunto ospitata in una RSA. A te Anna, buongiorno. Eccoci Marta, buongiorno. Sì, hai in qualche modo sintetizzato molto bene la questione lanciata da un caso a Maser, dove il comune sta appunto integrando la retta della casa di riposo di questa signora. Si tratta di una pensionata invalida. Allora noi ieri abbiamo realizzato un servizio parlando anche con il primo cittadino di Maser, raccogliendo anche le varie preoccupazioni dei comuni, perché questa sentenza potrebbe davvero far ricadere a macchia di leopardo diverse problematiche su tanti altri comuni del territorio che sappiamo avere già le casse come dire agli sgoccioli. Ci sarà anche un po' il problema di dover rivedere tutti i criteri di valutazione dell'ISEE, quindi si apre anche questo capitolo per i comuni. Allora, se sei d'accordo Marta, ripercorriamo quanto accaduto, la vicenda, così entriamo proprio nel cuore del caso della signora anziana, lo ripercorriamo nel servizio che abbiamo preparato e poi con Mauro Michelon, visto che qui come presidente dell'ISRA lei ha, come dire, uno sguardo d'insieme molto ampio. Buongiorno e grazie per essere con noi. Uno sguardo molto ampio anche sulle varie casistiche. Proviamo anche a capire quali ricadute potrebbe avere un caso di questo tipo. Allora Marta, andiamo a vedere insieme il servizio. A sto punto, a cascata, ci saranno una serie di ricorsi e quindi i bilanci comunali sicuramente non potranno assolutamente affrontare tutte queste richieste. La sindaca di Maser, Claudia Benedossa, annuncia che a stretto giro verrà portato all'attenzione della conferenza dei sindaci dell'ULS 2 il caso dell'anziana per la quale il Consiglio di Stato ha imposto al comune di pagare la differenza tra l'ISEE della pensionata e la retta della casa di riposo che la ospita, 8.500 euro l'anno. La norma prevede infatti come unico indicatore l'ISEE del singolo. La stessa accompagnatoria erogata dall'INPS non può essere utilizzata per pagare la retta. Il risultato è un precedente che rischia di mettere in crisi i bilanci degli enti locali. E quindi gli avvocati cominciano credo anche a contattare le famiglie per dire potete avere la compartecipazione totale da parte del comune. Tra 10 giorni un incontro con l'avvocato Zoccarato, che è l'avvocato che ci segue, per valutare un eventuale ricorso in Cassazione, però temo che non ci siano tante chance. La legge non impone ai figli di prendersi carico delle rette delle RSA qualunque sia la loro capacità economica. Nel caso di un anziano formalmente nullatenente rischia di doverne rispondere il comune, vale a dire l'intera comunità. Bisogna stare attenti perché riferirsi solo ed esclusivamente all'ISEE magari può portare a delle situazioni un po' al limite. Nelle famiglie nostre, nelle famiglie trevisane e venete, c'è sempre stato quella rete che era di supporto nei confronti degli anziani, dei propri genitori piuttosto che dei propri nonni. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, chiede ai giudici di mettersi una mano sulla coscienza prima di pronunciare sentenze come quella di Maser e a chi stabilisce le regole di rimetterci mano al più presto. Da parte di tutti gli enti coinvolti, a cominciare dallo Stato, ma assolutamente anche dalla Regione, che ha competenza e deve agire in materia. Solo così si eviterà una pericolosa deriva. La tentazione di preservare il patrimonio familiare a discapito della collettività rischia di prevalere, soprattutto se a suggerirlo sono figure di riferimento come gli amministratori di sostegno. Una piccola parte va a dire ai propri assistiti, ai familiari dei propri assistiti, che magari svuotino i conti in modo tale che tanto dopo c'è il comune che paga. Evitiamo che possano accadere queste cose. Allora Mauro Micheloni, intanto in che modo vi coinvolge questa sentenza? Noi siamo coinvolti indirettamente in quanto la questione ci vede, i centri servizi anziani in questa sentenza sono messi in mezzo tra il residente nel centro servizio anziani e il comune che deve pagare il centro anziani.
Siamo preoccupati perché con l'andare del tempo le pensioni passeranno, e stanno già passando progressivamente dal retributivo al totalmente contributivo, che vorrà dire che il valore della pensione andrà a diminuire. Questo avrà un rischio, che in molti più casi i cittadini chiederanno aiuti alle amministrazioni comunali per poter integrare la retta nelle case di riposo. Ecco, noi siamo preoccupati per questo, siamo preoccupati perché sempre più ci sono sentenze, le persone si rivolgono tramite i tribunali per far valere i loro giusti diritti da una parte, però è chiaro che le case di riposo in tutto questo sono prese in mezzo, perché il rischio è che nel frattempo che uno deve stabilire chi deve pagare la casa di riposo non riceva i soldini da nessuno. Ecco, questo è il nostro problema. Esistono casi anche qui da voi in Isra di partecipazione dei comuni alle rette degli anziani? Sì, ci sono tantissimi casi, è un esborso. Il comune di Treviso fa un esborso importante. Ecco, il vero rischio è che il comune debba aumentare ulteriormente questo esborso, perché questa sentenza va a toccare i regolamenti ISEE delle amministrazioni comunali. Ecco, questo è un caso particolare perché si parla di una persona con un'invalidità civile, ecco, perciò non fa testo un caso particolare, però sicuramente se io fossi un amministratore comunale sarei molto preoccupato e comunque indirettamente anche noi siamo preoccupati. Senta, alcuni primi cittadini hanno parlato di amministratori di sostegno che darebbero, come dire, questi consigli alle famiglie di spogliare gli anziani dei loro beni affinché possano risultare luogotenenti. È un'affermazione molto forte da fare, ma insomma c'è qualche primo cittadino che l'ha fatta. Allora, l'amministratore di sostegno è nominato per tutelare gli interessi del residente nella casa di riposo, perciò deve fare tutto l'interesse del residente e non è nominato per fare l'interesse della famiglia ma bensì del residente, perciò su queste affermazioni chi le ha fatte evidentemente avrà qualche prova a sostegno. Ecco, nei nostri casi gli amministratori di sostegno abbiamo dialettica, però ripeto, il giudice li nomina per tutelare gli interessi dei residenti, non certo dei familiari. Senta, è una popolazione che sta progressivamente invecchiando, noi sappiamo che c'è la fila per entrare in casa di riposo. Sì. Possiamo pensare che una situazione, anche alla luce di questa sentenza, potrebbe essere destinata a degenerare? Le file ce le abbiamo comunque, perciò questa sentenza rispetto alle file non degenera. La vera questione è che oggi le persone che entrano con l'impegnativa delle ASL, l'impegnativa sanitaria, hanno una graduatoria e quando entrano solitamente hanno la capacità di pagare la loro parte, che è la retta alberghiera. Ripeto, più avanti il vero rischio è che queste persone chiedono di entrare senza essere in grado di pagare la retta alberghiera. In questo caso dovrebbero subentrare prima i familiari solitamente e poi anche successivamente i comuni. Come ha detto appunto i comuni. Grazie Mauro Michelon per essere stato con noi. Questa è un po' la fotografia della situazione. Come giustamente lei ha voluto sottolineare, il caso di Masera è un caso particolare. Sì. Diciamo un caso che non fa testo in maniera generale, però bisogna vedere come si evolverà rispetto ai regolamenti comunali che applicano l'ISEE. Grazie Mauro Michelon. Marta, è tutto qui, siamo nella sede, quella centrale dell'ISRA, vicino a pochi passi c'è la casa albergo, vi restituiamo la linea da Treviso. Grazie Anna De Roberto con Simone Merlo e grazie al presidente di ISRA Mauro Michelon per questo collegamento. Noi continuiamo con la cronaca e con le indagini e gli approfondimenti sull'incidente mortale che si è verificato lo scorso ottobre nella Bassa Padovana. Continuano le indagini per chiarire le cause della morte di Loris Zago, 67enne di Brugine, investito lo scorso 28 ottobre in via Porto Superiore. L'uomo è deceduto 2 giorni dopo in ospedale. Indagata una 70enne marocchina che lo ha investito con la macchina e poi non si è fermata a prestare soccorso. La procura vuole capire se i ritardi nei soccorsi abbiano contribuito a provocare il decesso e se Zago poteva dunque essere salvato. Quando è stato ritrovato agonizzante si è pensato subito ad un ictus, ma poi le ferite alla testa
d'inchiesta hanno messo gli inquirenti sulla pista giusta, analizzando le telecamere della zona e le attività del cellulare dell'uomo, hanno ristretto l'orario del possibile investimento e hanno individuato l'auto che ha travolto il 67enne. La donna che lo ha investito ha ammesso di aver fatto riparare poi il parabrezza devastato dall'urto. Ma c'è un altro aspetto su cui si stanno concentrando le indagini, ovvero la patente della signora, che nonostante avesse l'indicazione di guida monocolare era stata rilasciata per altri 10 anni. Ed udienza preliminare a Padova nell'ambito del procedimento aperto per la morte del giovane di Mirano Giordano Sanginiti lungo la strada del Santo. I familiari della vittima hanno citato in giudizio anche Veneto Strade. Tutto rinviato al 5 maggio nel processo aperto a Padova per la morte di Giordano Sanginiti, lo studente di medicina morto a 21 anni il 4 febbraio 2023 dopo essere caduto con la sua moto lungo la strada regionale 308 del Santo nel comune di Cadoneghe. Assistiti dallo studio 3A nel corso dell'udienza preliminare, i familiari della vittima hanno chiesto al giudice la citazione di Veneto Strade, la concessionaria proprietaria della strada su cui il tribunale si pronuncerà nel corso della prossima udienza. Una vicenda dolorosissima che porta sul banco degli imputati 2 tecnici di Veneto Strade, il responsabile della manutenzione delle arterie regionali per le province di Padova e Vicenza, un 39enne di Zelarino, e il dirigente responsabile dell'area manutenzioni, un 62enne di San Donà di Piave, iscritti nel registro degli indagati per omicidio stradale in concorso. Nel mirino gli avvallamenti presenti nel tratto di strada dove 2 anni fa è avvenuto l'incidente, in particolare 2 buche della profondità di 5 e 3 centimetri che avrebbero fatto perdere il controllo della moto al 21enne che indossava il casco al momento del tragico incidente. La cronaca, ora torniamo nel Trevigiano, telecamere al setaccio per identificare i giovanissimi responsabili della maxi rissa davanti ad un locale di Vittorio Veneto. Dimessi i 2 feriti che erano stati colpiti con violenza al volto. Lesioni al volto, fratture al naso, agli zigomi, occhi neri. Una nottata da dimenticare, quella tra sabato e domenica. I feriti sono stati dimessi dall'ospedale. Rimane lo sconcerto per una lite degenerata in violenza avvenuta nel cuore di Vittorio Veneto. Una piazzetta questa dove si trovano molti giovani. Qui c'è un locale che chiude a tarda notte ed è proprio qui che sarebbe iniziata la discussione. Alcuni avventori adulti sarebbero stati allontanati dal locale perché molesti. Una volta fuori, la lite furibonda con dei giovanissimi. Quando sono passata la rissa era già finita, però nel parcheggio c'era un po' di agitazione, i ragazzi che si spintonavano eccetera, quindi appena sono passata sono andata via. Hai preso paura ovviamente? È normale, però almeno sono passata quando era già finita. 2 gruppi, da una parte 5 persone dai 23 ai 40 anni, dall'altra diversi giovanissimi, alcuni dei quali minorenni. Una parola detta male ed è scoppiato il finimondo, a rimetterci anche un addetto alla sicurezza del locale. Sicuramente un sentimento di vicinanza e di pronta guarigione al bodyguard, insomma, che era qui di servizio al locale, che è dovuto intervenire, ha operato e è intervenuto per cercare di dividere le due fazioni, e naturalmente lui nell'eseguire il proprio lavoro ha subito anche questa violenza, questa aggressione. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare tutti i partecipanti della rissa, visto che giovanissimi alla vista dei carabinieri si sono dati alla fuga, una zona questa poco sicura di notte. Potrebbe essere pericoloso, dipende dall'ora, da che gente riesce a trovare, ma solitamente è una zona tranquilla durante il giorno. Meglio non frequentare certa gente e cercare di stare nel proprio. Però c'è un po' di preoccupazione di notte, intendo, in questa zona? Da quello sicuramente un po' dappertutto. La dinamica la stanno accertando i carabinieri, che presto sentiranno i feriti e gli addetti alla sicurezza del locale. L'appello del sindaco ai 2 gruppi, soprattutto agli adulti: sarebbe meglio a volte non accettare provocazioni. Un altro appello alle forze dell'ordine di essere presenti soprattutto nelle zone quelle più frequentate, nelle ore notturne. La presenza dei carabinieri aiuta anche all'interno dei locali per far sì che ci sia un grado di attenzione elevato e che anche le persone che magari sono malintenzionate stiano un po' più attente rispetto appunto alla presenza dei carabinieri.
A Vicenza ora, nei giorni scorsi, erano saliti sulle gru per protestare in quanto non ricevevano il salario da alcuni mesi. Gli operai che lavoravano nel cantiere del villaggio americano ieri sera hanno incontrato le controparti in prefettura a Vicenza. Gli stipendi verranno pagati a breve. Abbiamo chiesto di pagare gli stipendi arretrati dei lavoratori che venerdì protestavano mettendo a repentaglio anche la loro vita appesi alle gru a circa 30 metri di altezza. Questo incontro di oggi ci ha permesso di riuscire a portare a casa il risultato e quindi entro 48 ore l'azienda ICM, una volta fatti le dovute verifiche, pagherà il salario arretrato di questi dipendenti, di questi lavoratori. Obiettivo raggiunto dunque all'incontro ieri sera in prefettura tra gli operai, il sindacato e i rappresentanti di ICM, la società del gruppo Maltauro, capofila della catena di subappalti incaricati di realizzare le palazzine residenziali al villaggio americano vicino alla caserma Ederle. Ai 14 dipendenti nel giro di 48 ore, secondo gli accordi, riceveranno i 3 mesi di salario arretrato. I sindacati hanno chiesto alla società di farsi garante anche di questo nel prossimo futuro, per un cantiere che durerà circa 5 anni. Non bastano dunque solo le garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, ma anche il rispetto dei pagamenti. Le ultime riforme in materia di appalti non hanno messo in sicurezza il settore e quindi serve necessariamente un intervento della politica tutta, con una presa di coscienza e di responsabilità per appunto intervenire in materia. Questa vicenda si è conclusa bene, ma non è detto che sarà così anche nelle prossime situazioni. Come dicevo, in giro per l'Italia cose così sono già capitate e io questo credo che sia un segnale, un campanello di allarme, perché appunto il subappalto così è un subappalto malato e non garantisce la sicurezza anche economica dei lavoratori che ci lavorano. Ancora un insulto razzista sui campi da calcio. Domenica è stata sospesa una partita di seconda categoria che si stava disputando in un campo di Polesella tra la Giovane Italia, squadra locale, e il Borgo Anguillara. Gli ospiti padovani stavano vincendo, ma durante i 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro è volata l'offesa razzista. A pronunciarla un giocatore del Borgo Anguillara contro un giocatore di colore. Ne è seguito un parapiglia e l'arbitro, che ha sentito l'offesa, ha fermato la partita ed espulso entrambi i giocatori. E andiamo ora nella vicina regione del Friuli Venezia Giulia, perché Fleximan è tornato a colpire, è stato abbattuto un autovelox lungo la Pontebana nei pressi di Codroipo. Vediamo. Chilometro 103, progressiva 300 della strada statale Pontebana. Come detto, nel corso della notte Fleximan è tornato in azione in Friuli. Fleximan, 2 mesi dopo aver abbattuto il rilevatore di velocità lungo la strada ferrata in comune di Bertiolo, torna in azione tagliando quello piazzato lungo la Pontebana tra Codroipo e Bivio Coseat. Un blitz rapido messo in atto forse da più persone durante la notte, nel momento in cui l'arteria è praticamente libera dalla circolazione veicolare. Non si esclude che gli stessi autori abbiano utilizzato una flex a batteria per compiere il sabotaggio in modo veloce e successivamente abbiano cercato di tagliare i cavi delle connessioni alle telecamere, senza però riuscire a dare l'ultimo colpo, forse disturbati da qualche automobilista in transito che nel frattempo ha avvertito le forze dell'ordine. Quello che si sa è che l'occhio elettronico ha immortalato tutto e i frame sono sotto la lente degli investigatori per dare un nome e cognome al Fleximan del Medio Friuli. Le telecamere in uscita dal comune di Codroipo sono attive, adesso stanno verificando se le immagini sono visibili e gestibili soprattutto. No, a me dispiace un po' perché caso vuole che noi proprio stasera in giunta discuteremo del nuovo codice della strada per spiegare agli assessori e ai consiglieri le nuove regole che implicano tra altre cose l'aumento delle sanzioni e quindi per far comprendere poi al cittadino le motivazioni. Ecco, voglio solo dire una cosa, al di là dell'atto vandalico è evidente che è un dato di fatto che l'aumento della velocità sicuramente è uno degli elementi pericolosi maggiormente, ma dico maggiormente quasi nei centri storici più che in quella via in cui passano più o meno oltre 2,5 milioni di veicoli all'anno e non ci sono più o meno 5.000 sanzioni all'anno, quindi guardiamo anche la proporzione in questo senso.
abbiamo avuto anche dei rilievi da cittadini codroipesi, soprattutto in particolare dei mezzi pesanti, che ritenevano che la taratura dell'autovelox non fosse adeguata. Stiamo facendo delle verifiche, noi ringraziamo questi cittadini che ci aiutano a capire anche quando potrebbe esserci un errore. Non crediamo ci sia un errore, abbiamo ricontrollato, questo perché nella taratura che avviene ogni 2 anni più o meno a ottobre non ci sono dei delta macroscopici rispetto al resto dell'anno, quindi ci stupisce un po', però facciamo una verifica e questo è il modo in cui i cittadini possono aiutarci. Andiamo ora nel Vicentino, allarme lupi, incontro in corso questa mattina in provincia con i sindaci sul piede di guerra. Ci aggiorna con tutti i dettagli la nostra Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia con il presidente della provincia Andrea Nardin, perché appunto si è svolto questo nutrito incontro tra tantissimi sindaci della provincia vicentina qui in provincia. Ovviamente il tema che continua ad essere al centro dell'attenzione è quello dell'allarme dei lupi, non soltanto per il numero di predazioni che sono raddoppiate addirittura dallo scorso anno, ma anche per la confidenza che ha assunto questo predatore. Che cosa è emerso dall'incontro? Che cosa farete di qui in avanti? Sì, buongiorno a tutti. Credo che la sala consigliare, che era stracolma, affollata con amministratori in piedi, sia una misura di questa emergenza che caratterizza il nostro territorio. Quello che abbiamo richiesto al Ministero, che finalmente ci ha accolto e quindi ci fisserà a breve un appuntamento, è maggiore attenzione su questo tema, quindi delle possibilità di intervento affinché soprattutto il tema principale è il lupo diventi meno confidente. Questo è il nostro obiettivo, perché si avvicina sempre di più ai centri abitati, quindi il grande tema, il grande problema è che il lupo non ha più paura dell'uomo, almeno così sembra, arrivando a predare non solo, che già sarebbe un grande problema, gli animali d'allevamento, quindi le mucche, le pecore in alpeggio, che rappresentano comunque una grande economia per il nostro territorio, ma soprattutto un grande danno per questi agricoltori, ma è arrivato a predare anche piccoli animali da compagnia, quindi piccoli cani in giardini, tirandoli fuori dal giardino. E pensiamo all'esempio che citiamo più volte nell'altopiano di Asiago, a Rozzo, che non ha più un animale da compagnia. Quindi chiediamo che il Ministero ci ascolti e preveda o dei piani di contenimento o dei sistemi di dissuasione, perché dobbiamo far sì che lupo e uomo tornino a essere diffidenti fra loro. Invece purtroppo vediamo sempre più questi branchi scorazzare nei nostri centri abitati, anche alle prime ore dell'imbrunire, e questo rappresenta indubbiamente il problema principale sul quale vogliamo che si crea un intervento. Abbiamo poi parlato anche di animali nocivi, quelli che già sono caratterizzati come animali nocivi, le nutrie che stanno danneggiando i nostri argini, creando problemi sul dissesto idrogeologico, ma pensiamo anche poi ai trattori che si sono ribaltati sugli argini stretti o ai colombi che provocano danni al patrimonio artistico dei comuni. Quello che si è voluto focalizzare è che questi animali sono fauna selvatica, quindi sono proprietà dello Stato, e quindi crediamo che lo Stato se ne faccia carico e non che siano i comuni, quindi a spese dei nostri cittadini, che ancora una volta si devono fare carico anche di questo. Quindi l'avete sentito, il problema non è soltanto ambientale in tema di nutrie, ma anche un problema economico di cui si fanno carico poi i bilanci comunali. Io ringrazio il Presidente per essere stato con noi. Per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini per questo collegamento. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Vicenza, dove in via Strasburgo un grande pioppo è improvvisamente caduto a terra, fortunatamente senza coinvolgere persone o cose. Ovviamente i cittadini sono preoccupati e parlano di tragedia sfiorata. Domenica mattina, dopo le piogge che ci sono state, un albero importante, di dimensioni importanti, ha ceduto, è venuto giù lungo la strada. Fortunatamente si trattava di una giornata festiva, quindi non c'erano né i bambini
a scuola né passanti di questa zona, quindi è andata bene, dai. Un incidente dunque che poteva trasformarsi in tragedia al quartiere dei Cappuccini. Un pioppo alto una decina di metri è improvvisamente precipitato al suolo senza coinvolgere persone o mezzi. Faceva parte del parco della scuola elementare 2 giugno che fortunatamente era chiusa essendo un giorno festivo. Coincidenza fortunata anche per le tante persone che si rivolgono in settimana al vicino centro analisi mediche e al grande park. I cittadini non avevano mai percepito nessun segnale di allarme preventivo. No, obiettivamente no, perché non è una zona che frequentiamo rispetto al parco dove invece possiamo passeggiare e vedere eventualmente le condizioni di precarietà di qualche albero. In questo caso no, non l'avevamo notato. Certo è un momento in cui bisogna riflettere e insistere sulla manutenzione del verde pubblico, perché chiaramente non possiamo dimenticarcene, perché le conseguenze di una dimenticanza potrebbero essere gravissime. Il Comitato Cittadino chiede ora maggiore attenzione all'amministrazione comunale, già impegnata nella mappatura e manutenzione straordinaria degli alberi pericolanti. Per esempio sul Parco Lussemburgo ci siamo interessati perché c'è in atto un tentativo di rimetterlo a posto dopo tanti anni e quindi ci facciamo sempre promotori di queste esigenze del quartiere. Questo episodio scampato però mi ha fatto paura, ha fatto temere. Certo, pensando alle possibili conseguenze era veramente preoccupante quello che è capitato, sì. E restiamo a Vicenza, in strada del Cavalcavia, dove ieri è scattato l'allarme per un forte odore di gas nell'aria. Fortunatamente non c'era una fuga di gas, ma un anziano è stato scoperto, insomma, un anziano che è stato salvato ed era riverso a terra da giorni. Quartiere San Pio X, a Vicenza, in stradella del Cavalcavia, si sente odore di gas. Per prudenza vengono allertati i vigili del fuoco che arrivano immediatamente con un'auto medica e l'ambulanza. Un veloce sopralluogo per accertare eventuali pericoli, ma per fortuna no, nessuna fuga di gas. Però l'intervento dei soccorsi si rivela propizio, sì, perché i pompieri all'interno di un appartamento scoprono che c'è un settantenne che vive da solo, riverso a terra probabilmente da un paio di giorni e impossibilitato a rialzarsi. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Intanto i vigili del fuoco hanno dichiarato agibile la palazzina e gli abitanti del condominio sono rientrati nei loro appartamenti. C'è un altro episodio di salvataggio del quale vi racconteremo meglio questa sera nel corso del nostro telegiornale di Treviso. È quello che vede coinvolta una signora che si è sentita male mentre si trovava in un parcheggio. A salvarla è stato il suo cane, un cane di razza Amstaff, che si è avvicinato alla strada ed ha iniziato ad abbaiare forte cercando di attirare l'attenzione di qualcuno. Fortunatamente in quel momento passava una pattuglia della polizia, delle volanti, che, notato l'atteggiamento del cane, ha prestato l'attenzione. Il cane li ha guidati, pensate, fino al luogo dove la padrona, che si era sentita male, era appunto riversa a terra nel parcheggio. Sono stati chiamati i soccorsi e la donna è stata salvata. Parliamo ora di carenze di organico nella pubblica amministrazione per cercare di contrastare un problema ormai noto e strutturale. Giovedì prossimo al Sant'Artemio, sede della provincia di Treviso, si terrà la prima giornata di orientamento sulle professioni degli enti locali rivolta agli studenti delle scuole superiori. Innamorarsi a San Valentino non di un partner ma di un lavoro, quello nella pubblica amministrazione, facendosi contagiare, per così dire, da chi quell'impiego già lo svolge. Si rivolge agli studenti delle superiori, in particolare a 150 ragazze e ragazzi di 7 classi dell'Istituto Palladio e del Riccati Luzzati, l'iniziativa messa in campo da Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e dalla provincia per cercare di contrastare il problema ormai cronico della carenza di personale negli enti locali. I dati al 2023 parlavano di 265 dipendenti mancanti nei soli comuni trevigiani. Giovedì dunque a Sant'Artemio un info day per sfatare l'idea di un posto di lavoro anonimo e senza opportunità di carriera e che anzi per i ragazzi di oggi può risultare più appetibile rispetto ai loro coetanei di qualche anno fa.
Mettono al primo posto, più che la retribuzione, la possibilità di conciliare il lavoro con le esigenze di vita, che sia la vacanza, che sia la famiglia, che sia il tempo libero, per cui credo che se queste sono le necessità possa il lavoro pubblico rispondere meglio a quello che loro desiderano. Insieme al servizio civile, dunque, l'iniziativa Innamorati o Innamorati, a seconda di come lo si legga, della pubblica amministrazione punta a suscitare l'interesse delle giovani leve e a sfatare con l'esperienza diretta dei luoghi comuni sull'impiego pubblico. Davvero un'opportunità per far conoscere anche prima e conoscere poi quella che sarà l'attività all'interno dei propri enti, portando anche qualche innovazione. Ambito inclusivo, quello pubblico, al punto da favorire, in uno specifico caso, una donna in stato di gravidanza che altrove sarebbe stata forse penalizzata rispetto a un altro soggetto con pari competenze. Un mondo di cui i ragazzi avranno un'infarinatura attraverso laboratori e testimonianze dirette di chi già ci lavora. Io racconterò a ragazze e ragazzi come il lavoro nella pubblica amministrazione può essere attrattivo anche per certi profili professionali che tendenzialmente non si attribuiscono alla PA. Penso per esempio alla grafica, ai social media manager, ma anche ai giornalisti, perché è importante investire nella comunicazione anche per quanto riguarda gli enti pubblici. Per cui sicuramente gli studenti possono valutare anche questo tipo di percorso per il proprio posizionamento professionale. Torniamo ora a parlare della vicenda che vede coinvolto il cooperante del Lido di Venezia Alberto Trentini. Confido ci sarà una soluzione in tempi ragionevoli, ha dichiarato il senatore veneziano di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon. Stiamo cercando di mantenere basso il profilo perché sappiamo quanto è complicata la situazione in Venezuela. In questo momento in Venezuela sappiamo che c'è un presidente che la comunità internazionale ha definito illegittimo, visti i brogli che ci sono stati anche alle ultime elezioni presidenziali. Da parte del governo, e la famiglia ne è pienamente consapevole, c'è il massimo sforzo perché si possa presto trovare una soluzione che possa garantire il ritorno di Alberto in Italia. Le condizioni di Alberto Trentini sono buone, ma anche il senatore veneziano Speranzon, a margine della commemorazione per le vittime delle foibe a Marghera, conferma quanto dichiarato nei giorni scorsi dal ministro Tajani. La trattativa per il rilascio del 45enne è molto complessa, ecco perché va tenuto un profilo basso, come ha dimostrato anche la fiaccolata di sabato sera al Lido di Venezia. È stata una fiaccolata molto sentita e molto sobria e in questo senso utile. Perché in questo momento è inopportuno, alzare i toni nei confronti del governo venezuelano. Dobbiamo cercare, così come abbiamo fatto in occasione di una situazione analoga capitata in Iran con Cecilia Sala, di evitare appunto di aumentare le frizioni. In questo momento dobbiamo trovare la soluzione e credo che in tempi ragionevolmente brevi potremo avere una soluzione. Trentini è detenuto nel carcere di Caracas dal 15 novembre scorso con l'accusa di terrorismo e senza la possibilità di comunicare. Restiamo a Venezia. L'8 aprile prossimo il TAR del Lazio analizzerà il ricorso presentato da alcune associazioni cittadine contro l'ordinanza ministeriale che dal 2009 proibisce le manifestazioni in piazza San Marco. Da epoca immemorabile, la piazza rappresenta il centro politico, economico, culturale, sociale e religioso delle città, il luogo che per antonomasia crea la socialità, l'incontro e lo scambio. Da diversi anni, con tutta la buona volontà, è difficilissimo attribuire ancora anche una sola di queste caratteristiche a Piazza San Marco, nel luogo in cui è passata la storia di Venezia. Oggi è consentito un solo passaggio, quello dei turisti. Le manifestazioni politiche o sociali non sono ammesse in piazza, cioè ci sono delle regole per cui noi abbiamo fatto 4 anni fa un ricorso al TAR e proprio questo, dopo 4 anni il ricorso viene accolto dal TAR del Lazio e sarà esaminato l'8 aprile. Da dicembre 2009 Piazza San Marco è stata interdetta a cortei e manifestazioni, applicando a distanza di quasi un anno una direttiva dell'allora ministro dell'Interno Roberto Maroni a tutela di determinate aree sensibili delle città italiane, da decidersi poi in sede locale.
in un periodo di terrorismo e di pericoli internazionali, ha fatto questa ordinanza, che a tutti noi è sembrata un'ordinanza pertinente, considerato per quel tempo. Invece è rimasta perenne ed è diventata quasi legge, ma è un'ordinanza, quindi un atto di indirizzo che non può superare le leggi e tantomeno può andare sopra alla Costituzione. Se valga di più l'articolo 17 della Costituzione o una direttiva ministeriale di 15 anni fa, sarà ora materia per il TAR del Lazio. Il risultato nel frattempo è che in piazza San Marco di veneziano sono rimaste solo le mura, emblema della turistizzazione di massa e dello svuotamento di residenti, e ridotta ad una sede o, come bisogna dire adesso, una location di prestigio per eventi a pagamento, anche estremamente affollati. In quei casi le preoccupazioni di problemi di ordine pubblico improvvisamente svaniscono. Su questo tema il Patto per Venezia Consapevole ha presentato un video con testimonianze di veneziani a rappresentanza di varie realtà cittadine. Abbiamo fatto anche delle versioni del nostro documentario ultimo in lingua straniera, in inglese e francese, sulla situazione di esproprio di fatto della città da parte per quanto riguarda la cittadinanza. La piazza è aperta ad altre iniziative di ogni genere, ma non a quelle proposte e gestite direttamente dai suoi cittadini. E la città di Venezia è sbarcata alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, ieri per presentare gli eventi del 2025, ma anche il secondo anno di sperimentazione del contributo d'accesso. Si chiama Arrivo in veneziano, la mascotte del contributo d'accesso 2025 a Venezia, e ha esordito alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Anche questo sarà un anno di sperimentazione del contributo d'accesso a Venezia, ma le giornate in cui sarà in vigore saliranno da 29 a 54, in un periodo che va da metà aprile a fine luglio. Racconteremo il calendario di quest'anno per quanto riguarda il contributo, che partirà il 18 aprile, e le modalità che tenderanno a premiare chi si prenota con anticipo rispetto a chi si prenota negli ultimi giorni. Questo nell'ottica di favorire il concetto di prenotabilità della città e darci la possibilità di sapere in anticipo quanti visitatori arriveranno a Venezia in quella particolare giornata. La BIT di Milano è stata poi occasione per illustrare gli eventi 2025 a Venezia, a cominciare dal Carnevale, che dal 14 febbraio al 4 marzo sarà all'insegna di Casanova. Giacomo Casanova, che sarà il fil rouge in tutte le manifestazioni tradizionali, il prossimo Festa della Sense, il prossimo Redentore e la regata storica. Ovviamente durante l'anno altri importanti appuntamenti come la Biennale di Architettura e il Festival del Cinema, fino a tutte le festività natalizie e il Capodanno di Venezia. Torniamo a parlare ora dell'alberghiero Maffioli di Pieve del Grappa. A settembre non ci sarà una classe prima, la conferma è arrivata con la chiusura delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. L'anno scolastico 2025-26 partirà con una classe in meno all'Istituto Maffioli. Per la sede di Pieve del Grappa, ospitata a Villa Fietta, le iscrizioni della classe prima non sono state nemmeno aperte. La conferma arriva innanzitutto dal portale del Ministero, nel quale, alle pagine dedicate alle sedi di Castelfranco Veneto e di Montebelluna, sono indicati gli indirizzi di studio per il primo anno di corso dal prossimo settembre. In entrambi i casi si tratta di enogastronomia e ospitalità alberghiera. Nel caso della sede di Pieve del Grappa, quella casella è vuota, dati non disponibili per la scuola. E così una trentina di famiglie e studenti interessati ad iscriversi hanno fatto loro malgrado un'altra scelta, cambiando del tutto l'indirizzo e rivolgendosi altrove per il proseguimento degli studi di secondo grado. Ritengo che sia sbagliato avere chiuso le iscrizioni per quest'anno. Le famiglie e i docenti avevano chiesto una continuità dell'istituto perché sappiamo qual è il suo valore educativo e qual è l'importanza per tutto il territorio bassanese e trevigiano. Bisogna iniziare a lavorare per il 4+2, per l'ITS, per quelle prospettive che erano emerse dal tavolo tenutosi a Palazzo Balbi. Col 10 febbraio le iscrizioni si sono chiuse, sono state accettate solo quelle per gli alunni dal secondo al quinto anno, che proseguiranno le lezioni fino a giugno 2026 a Villa Fietta, anche se formalmente la loro registrazione è avvenuta nella sede centrale. Questa è l'unica vittoria ottenuta da settimane di mobilitazioni e proteste di studenti, docenti e genitori che
che annunciano ulteriori iniziative per far proseguire l'attività didattica anche negli anni successivi nell'area pedemontana. Perché è un presidio per il tessuto economico e sociale, non soltanto educativo, davvero importante. Le famiglie ci credono, i docenti ci credono e gli studenti hanno avuto prova della qualità dell'educazione e dell'istruzione in questo istituto. È una battaglia, un impegno che dobbiamo sostenere e non li dobbiamo lasciare da soli in questa fase così importante. Prima chirurgia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, eccellenza della sanità trevigiana e centro di riferimento regionale per il pancreas. Con il trasferimento del reparto nella cittadella della salute è stato attivato anche un innovativo sistema di monitoraggio dei pazienti. 2.534 pazienti, 1.845 dei quali operati, 540 per patologie oncologiche. I numeri dell'attività del 2024 della prima chirurgia del Cafoncello di Treviso testimoniano l'eccellenza di un reparto centro di riferimento regionale per il pancreas. Una chirurgia che supera gli 500 interventi per tumori, quindi una chirurgia che effettivamente dà risposta all'utenza e soprattutto dà risposte precise e puntuali e dove non ci sono chiaramente strascichi legati al post intervento, quindi credo che sia importante. È una chirurgia che lavora soprattutto sul pancreas, avendo noi il centro di riferimento regionale per la chirurgia del pancreas. Grande novità con il trasferimento della prima chirurgia alla cittadella sanitaria, l'innovativo sistema di monitoraggio dei pazienti operati grazie all'intelligenza artificiale, unico sistema di questo tipo in un ospedale pubblico. Ci consente di monitorare 8 pazienti in contemporanea e tutti i dati vengono trasmessi alla centrale che gli infermieri hanno in guardiola e quindi possono in tempo reale, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, osservare i pazienti. Questi sistemi avvisano anche in caso di caduta, quindi sono assolutamente all'avanguardia. Disponibile anche un dispositivo che il paziente può portare a domicilio per continuare ad essere monitorato nel decorso post-operatorio anche dopo le dimissioni. Un reparto che ha visto un incremento dell'8% degli interventi effettuati rispetto all'anno precedente, una sessantina anche su pazienti provenienti da fuori regione e che registra purtroppo un aumento degli interventi per tumore anche su persone giovani, 2 sotto i 30 anni operati in un mese. Interventi soprattutto per tumori a colon, retto e pancreas. Dei tumori che è in aumento in generale un po' in tutto il mondo e quindi anche noi ovviamente risentiamo di questa maggiore incidenza. Ci saranno sicuramente delle condizioni di tipo genetico, ma sicuramente ci sono delle condizioni di tipo di esposizione a fattori di rischio che conosciamo peraltro molti, che sono il fumo, l'alcol, ma anche gli inquinanti che ci sono. Insomma, quindi questi sono sicuramente le cause più frequenti. Abbiamo esteso le indicazioni proprio perché sulla base dei risultati ottimali che abbiamo raggiunto con la colorettale, che poi è quella più diffusa, abbiamo riscontrato degli ottimi risultati anche per quanto riguarda le neoplasie gastriche e pancreatiche. Come appunto dicevo prima, poi abbiamo esteso, quando ne abbiamo la possibilità, anche alla patologia benigna. Sostegno alle imprese, al turismo e ai giovani. La Camera di Commercio Treviso Belluno ha fatto un bilancio oggi dell'attività del 2024 ed anticipato i capisaldi della programmazione del 2025 nel bellunese. Sentiamo. Bisogna lavorare tutti assieme, se non si lavora assieme i risultati non si hanno e purtroppo a volte c'è qualche ambiente che su questo non lo ha ancora capito o non lo vuole capire. Mario Pozza parte all'attacco: su un piatto i frutti che l'ente camerale ha raccolto nel 2024, sull'altro il contraltare ingeneroso di chi di fare squadra con la marca trevigiana proprio non vuol sentir parlare e rivendica la grandeur dolomitica. Il riferimento non poi così tanto velato e principalmente all'atteggiamento ostico di Confindustria Belluno, contraria alla fusione oramai decennale della Camera di Commercio di Belluno con quella di Treviso e più recentemente astenuta dal voto per la nomina della presidente di Longarone Fiere, la trevigiana Caterina Carrer, e ancora sul piede di guerra per un asse che vuol creare l'area vasta Belluno-Treviso, lasciando alla prima poco più delle briciole. Precisa Pozza: i fatti parlano chiaro. I numeri sono dalla nostra parte. Basta saperli leggere. Una Camera forte come Belluno-Treviso prima non c'era della fusione, adesso c'è.
perché c'è una potenzialità di oltre 100.000 imprese con delle risorse dedicate alla promozione, al manifatturiero, agli investimenti. Bisogna remare tutti dalla stessa parte, dice il presidente Pozza, che con il segretario Tiozzo ha illustrato i risultati 2024. Sostegno alle imprese e ai giovani, investimenti sulla fiera di Longarone e sulla comunità energetica, rilancio del turismo tramite la DMO. Per l'anno appena iniziato, che guarda le Olimpiadi 2026, la Camera di Commercio è pronta a mettere 100.000 euro di partecipazione al Fondo Grandi Eventi e già offre la mostra multimediale itinerante sui Giochi del 56, che poi sarà ospitata in via definitiva a Cortina. Siamo impegnati a 360 gradi perché questa provincia ha tantissime potenzialità da sfruttare e da mettere in campo. E tutti devono remare dalla stessa parte? Bisogna remare tutti dalla stessa parte, non ci deve essere nessun Marchese del Grillo. La viabilità, ora incontro in provincia a Vicenza per discutere del semaforo di Vaccarino lungo la Valsugana dopo la richiesta di alcuni primi cittadini di eliminarlo. La provincia però prima di prendere una decisione attende il confronto con la Regione e Veneto Strade. Quello che ci siamo confrontati e che stiamo attendendo nel prossimo mese è l'incontro con Veneto Strade per l'analisi del flusso del traffico, lo studio di fattibilità che dovrebbe consegnarci Veneto Strade per vedere i punti critici, e da quel punto di vista partiamo a trovare una soluzione di merito rispetto a questo. Così Stefano Baraldo, consigliere delegato alla mobilità della provincia di Padova, dopo l'incontro che ha visto confrontarsi i sindaci di Curtarolo, San Giorgio in Bosco, Campo San Martino e Cittadella con quello di Piazzola sul Brenta sul semaforo della discordia, quello della frazione di Vaccarino che insiste sulla Valsugana. Un confronto necessario per mettere a terra le varie proposte, ma che per ora non ha dato risultato. È necessario infatti attendere lo studio di Veneto Strade per capire i flussi di traffico lungo la provinciale 47. A questo studio ci faremo un tavolo di confronto con Veneto Strade nel prossimo mese insieme all'assessore De Berti, che verrà qui in provincia ad esporre quali sono le analisi e quali sono i punti critici evidenziati su questo studio. Da lì ci siamo confrontati con i sindaci rispetto alla necessità che questo studio evidenzia ovviamente i problemi che potrebbero essere risolti. Da quello studio partiamo per trovare delle soluzioni condivise. Fondamentale per il futuro della Valsugana il passaggio di competenza ad ANAS, passaggio che consentirebbe maggiori investimenti per la manutenzione di questa importante infrastruttura. E stiamo attendendo tramite DPCM del Presidenza del Consiglio dei Ministri il passaggio di competenza, speriamo che sia più velocemente possibile in modo tale da fare investimenti da parte di ANAS più cospicui rispetto all'ente provincia, che ovviamente stiamo parlando di un ente superiore, quindi con grande portata di risorse e di investimenti. E restiamo a Padova. È stata presentata da 4 consiglieri comunali la mozione per riconoscere formalmente la Palestina. La discussione a Palazzo Moroni grazie ad un ordine del giorno. Sono 4 i firmatari dell'ordine del giorno discusso in Consiglio Comunale a Padova per chiedere il formale riconoscimento dello Stato di Palestina. Con Chiara Gallani e Marta Nalin di Coalizione Civica, Pietro Bean e Alessandro Tognon del Partito Democratico. La richiesta arriva da diverse associazioni, tra cui la CGIL di Padova, l'AMPI, l'Associazione Donne in Nero e Lotto d'ogni mese, Lega Ambiente e Sanitari per Gaza. Si sono basate già su una richiesta, una mozione nazionale dell'AMPI, per dire una cosa netta, semplice, portarla avanti, il riconoscimento di uno Stato per un popolo che ancora non ce l'ha e che è vittima di sopraffazioni, e questo è necessario per una prospettiva di pace. Ben 4 le mozioni per il cessate il fuoco a Gaza sottoscritte dal Consiglio Comunale di Padova negli ultimi mesi, ricordano i firmatari, che ritengono necessaria un'azione internazionale alla luce delle recenti affermazioni del presidente statunitense Trump. Un bullismo di Stato e dei potenti rischiano ancora una volta di ribaltare la verità e di riconoscere le comunità. È ancora più necessario che la città di Padova prenda posizione e poi porti questa richiesta, cioè che lo Stato italiano riconosca lo Stato palestinese e che siamo in tanti. Già altri Stati l'hanno fatto, ogni tassello è parte di un lavoro comune ed è necessario anche far sentire la nostra vicinanza e non stare in silenzio.
Ed in chiusura lo sport con il calcio, il ribaltone shock sulla panchina del Treviso dopo la sconfitta di domenica al Tenni contro il Portogruaro. È una bellissima avventura, prendo un gruppo di ragazzi forti, consapevoli della propria forza, una società forte alle spalle e tutti assieme dobbiamo continuare a pedalare forte. Ingaggio lampo dopo un divorzio che scuote la squadra. Da qualche ora Carmine Parlato è il nuovo condottiero del Treviso e ha una missione urgente: far ritrovare la bussola ai biancocelesti, quella persa da Fabrizio Cacciatore, esonerato dopo il 3-1 subito al Tenni dal Portogruaro. Fatale al mister una sconfitta che ha fatto perdere la vetta del girone, terzo stop in 4 partite, troppo per la dirigenza. Il tecnico insomma paga nel peggiore dei modi un momento nel periodo più delicato della stagione, con il Treviso passato dal veleggiare solitario in vetta alla classifica all'essere sorpassato dal Dolomiti bellunesi. Un esonero che fa comunque discutere. Cacciatore lascia con un invidiabile ruolino di marcia di 17 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, con 47 gol fatti e 23 subiti dai biancocelesti. Ma anche una stagione fin qui da 8 volante, partenza a razzo, poi una brusca frenata, lo smalto ritrovato con una raffica di risultati utili consecutivi, poi l'ultima crisi. Le ultime 2 settimane sono state settimane impegnative, 3 sconfitte su 4, diciamo, in qualche modo dovevamo dare un segnale sia all'esterno sia all'interno della squadra. Ecco. Guida tecnica Carmine Parlato dunque, 54enne allenatore partenopeo veterano delle panchine, che in Veneto vanta esperienze con il Rovigo e il Padova e che in questa stagione era partito guidando il Piacenza, salvo poi essere sollevato dall'incarico dopo appena 8 partite, perché coinvolto nel cambio che aveva portato all'addio del direttore sportivo degli emiliani Alessio Sestu. Ora l'avventura a Treviso. Sono molto fiducioso nella conoscenza dei ragazzi, nel primo giorno che sono arrivato, quindi la conoscenza della società, di qualche ragazzo, non vedo l'ora di andare in campo per poter incominciare a far provare cose ai ragazzi in vista di domenica. Confidiamo molto in qualche modo che possa dare una svolta già questa settimana all'ambiente. Subito il lavoro sulla squadra dunque, tanto più che domenica c'è già il primo difficile test chiave. Gara sul campo del Mestre per recuperare lo svantaggio dai bellunesi, artefici del controsorpasso. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo subito dopo la sigla il nostro meteo con le previsioni del tempo e poi lo spazio dedicato alla salute. Quest'oggi parleremo di tabagismo e di trattamenti in essere presso l'ULSS 2 della Marca trevigiana per liberarsi dalle sigarette. Buon pomeriggio, arrivederci.